Ecco, siamo qui alla scuola Cavour che ha ospitato un convegno promosso dall'UCIM perché quest'anno, 1962, è stato realizzato la nuova scuola media e l'introduzione di questa legge sono passati 60 anni da quella data che racconta un cammino della scuola italiana, un percorso significativo che allora è nata come risposta alla lotta dell'analfabetismo, con tante difficoltà, con tanti pregi e tante criticità, oggi non le ritroviamo. Il fatto di essere inserita come un vaso di creta in mezzo ai vasi di ferro la rende ancora debole, perché come è stato detto poc'anzi ci sono stati 5 anni di scuola elementare e 5 anni di scuola superiore e solo 3 anni di scuola media. Quindi è una debolezza organizzativa che non ha trovato in maniera adeguata una preparazione culturale pronta da parte degli insegnanti preparati ad una scuola orientata al secondario di secondo grado. Invece dovremmo noi riuscire a recuperare quella forza potente di attenzionare la fase della preadolescenza dei ragazzi che crescono attraverso lo sviluppo di esercitazione delle potenzialità che diventano capacità, poi abilità per diventare competenze, e le competenze sono essenzialmente di cittadinanza, di comunicazione, di relazione. Tutti questi traguardi sono scritti nelle strutture legislative della scuola, a noi il compito di metterle in pratica.